Giornata da tregenda, quella che ha visto scorrere sulle strade della provincia di Vicenza la 47esima edizione della Piccola Sanremo. Pioggia e vento freddo hanno infatti accolto i 170 corridori che si sono presentati al via sin dal mattino e li ha accompagnati per tutti i 144 km messi in programma dallo staff della UCI Sovizio, capitanato dal presidente Renato Finetti. Starter d'eccezione al chilometro zero, posto proprio in corrispondenza della splendida Villa Cordellina disegnata dal Palladio, è stato il sindaco di Sovizio, Marilisa Munari, che ha voluto portare il proprio saluto alla corsa. Le condizioni avverse non hanno certo facilitato il compito del folto plotone al via, che ha sfilato a ritmo piuttosto elevato ma sempre compatto nel corso delle prime 6 tornate pianeggianti, per scatenare invece la bagarre nella seconda parte di gara, quella scandita dalle 7 scalate alla salita di Vigo. Ed infatti con le telecamere ci siamo ora portati all'inizio della prima tornata, quella da compiere sull'anello collinare, quando a prendere il largo è stato un terzetto composto dall'australiano Calvin Watson della Food Italia MG Capavis e dagli italiani Davide Gomirato della Podenzano e Mattia Mosole della Trevigiani Dynamo Bottoli. 3 pedalatori di razza ai quali il gruppo ha lasciato subito una trentina di secondi di vantaggio, e sono stati proprio loro a fare da autentica testa di ponte per i migliori di giornata. Con il passare di chilometri infatti le condizioni climatiche sono andate via via peggiorando, costringendo al ritiro la maggior parte degli atleti rimasti in gara. Al suono della campana sono appena una quindicina addirittura i corridori che rimangono a comporre il gruppo di testa, preceduto di una manciata di secondi da Paolo Colonna della Colpac. Tutto si decide quindi nel corso dell'ultima scalata a Vigo. È questo il teatro dello scontro finale tra i migliori di giornata, quei gladiatori che sono riusciti a resistere alla pioggia, al freddo e anche al vento, e proprio in questi chilometri anche alle prime punte di neve. Ad accendere le micce ci pensa il giovane Davide Martinelli della Food Italia, seguito a ruota da un pimpante Nicola Gaffurino della Deglio Gallina. Ed è proprio il bresciano che va a rilanciare l'azione scavando un solco tra sé e il resto della corsa che appare incolmabile. All'ultimo GPM di giornata Gaffurini vanta addirittura 15 secondi di vantaggio sulla prima coppia inseguitrice, quella composta da Vaccher della Marchiol e Orrico della Colpac. In discesa Gaffurini decide però di non rischiare, mentre da dietro Orrico e Vaccher tentano il tutto per tutto, riuscendo a raggiungere il battistrada proprio in corrispondenza del triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Il resto degli inseguitori a questo punto è ormai tagliato fuori dalla lotta per il successo e non appena Vaccher sente il profumo del traguardo lancia una volata lunghissima. Il ragazzo di San Donà di Piave, nipote di Moreno Argentin, sembra avere la forza per chiudere così la partita e chiudere in bellezza una giornata difficilissima, ma negli ultimi 50 metri è proprio Gaffurini a trovare lo spunto vincente e va ad aggiudicarsi così Nicola Gaffurini la 47esima Piccola Sanremo, proprio davanti a Vaccher e Orrico. La volata per il quarto posto premia invece Calvin Watson, che precede il compagno di squadra Davide Martinelli, Colonna, Andretta, Busato e Gazzardi. È una giornata freddissima, durissima, non sono mai riuscito a scaldarmi in tutta la corsa. Abbiamo attaccato, siamo entrati nel gruppetto giusto, avevo sia Pettilli che Cecchinelli che mi hanno dato una grande mano, ho rischiato, Vaccher è partito lungo e sono riuscito a saltarlo sull'arrivo con il crampo, il mal di gambe, ma ce l'ho fatta. Secondo successo stagionale quindi per Nicola Gaffurini della Deglio Gallina, che conferma di essere una delle più belle sorprese di questo inizio di 2013. A complimentarsi con il vincitore anche il presidente del UCI Sovizio, Renato Finetti. Una giornata difficilissima quest'oggi, ma l'organizzazione ha dimostrato una volta ancora la propria professionalità. Sì, l'organizzazione è collaudata da tempo, diciamo. Oggi abbiamo dimostrato una volta in più l'organizzazione, perché con questo tempo qui i ragazzi, i movieri eccetera, polizia locale sono stati bravissimi a gestire questa giornata molto piovosa. La soddisfazione, ecco, viene appagata da questi bravissimi atleti, perché sinceramente li ho sentiti con le mie mani quando sono arrivati, tremavano in una maniera spaventosa. Io spero che non gli succeda niente, perché veramente una cosa così era da tempo che non la vedevo.